Antine Nivola es de seguro uno de sos fizzo pru noditoso e uno de sos isteddos pru lugorosos de Sardinna. Naschidi in Orane, in su 1911. Su babbu via da mastro de muru e il su puru, una volta fatta sas scolas elementares, commente a sos frades li vaghede de Manivale. Studiata grafica pubblicitaria in Istituto Superiore per le Industrie Artistiche de Monza e in su 1936 traballata come grafico pro Solivetti. Si cogioda con Ruth Guggenheim e in su 1939 si tramuda a Parigi e appustisi a New York, che in Italia bisogna legges razziales. Traballa come direttore artistico di riviste di architettura, diventa amico e collega delle Corbusier, inventata su sandcasting, con su quale resesside a fraigare su sculturas in cimento da in usestu de arena, ingalaniti un muro in sa bottega espositiva de Olivetti in Manhattan. E questo ad essere pezzi su primo di un montone di progetti che l'hanno a fare diventare uno dei sos artisti più sfammatos del suo mondo. Qualsiasi cosa mi sia successa, ma anche se mi avessero fatto andare alla Luna con gli astronauti, il fatto di essere nato in Sardegna sarebbe rimasta sempre la cosa più straordinaria. Non si smentica mai de Orane e de sa Sardinna. In su 1958 torna da sa vita sua pro ingalanire sa fazzata de sa Gresia de sa Itria. In su 1966 disinnata e fraigata sa pratta de Bustiano Satta in Nugoro e in sos annos 80 sa si sculturas pro su Consiglio Rezionale in Casteddu. Moriti in su 1988. In su 1990 naschiti sa Fondazione Nivola e in su 1995 un museo in cui badasunas cantas operas suas. Semus in Orane in su Museo Nivola e semus in Barbara Puddu, laurea in Limbasa, travalla di su Museo Nivola da su 2012 e oggi è responsabile del servizio stampa e accoglienza. Barbara, anta ontau pro s'arte de Nivola, su essere nas in Orane? Pro Nivola contau medissimo. Isse mattessi paragula suasa in una intervista che aveva fatto su Chimbantotto pro l'Espresso, aveva detto che se naschiu in Sardegna e in Orane, mescamente, aveva condizionato tutta la carriera artistica sua, su che vedeva in Ghiriu, Sormonte, la spreda, tutte le cose che si usavano, avevano influenzato tutta la vita sua di artista. Tant'è che per dopo la mostra che aveva fatto su Chimbantotto proprio in Orane, aveva detto che questa è stata la mostra più importante della vita sua. Ma Barbara, e sospizzino, insomma, la comunità de Orane, si sappi che Nivola a tempo suo, sos annos in banta e 60, del ricolo di un artista famau in tutto il mondo? Possiamo narrare che sul museo, la fondazione, lavorano per il questo, però la che conoscere a tutto canto, però a che vedere che comunque isse già in sos annos che magari in Orane non vi lo conosco come artista, e ti già meda insomma conosco in America, lavorava in Le Corbusier, per esempio, conosciata Jackson Pollock, Leger, tutto figura che è meda importante sul panorama artistico internazionale, e se mattessi ti insomma insegnava in Harvard e in medas universidades e ti un artista conosciuto per isse. Nivola non è artista di museo, o menzus babbinas ustu, ma è artista de operas pubblicas e deppen stare a sapere, tu a Nivola narrava e tutti deppen gosare desarte, insomma, e deve essere a disponimento e tutti. Dai te nasce di questo sentito di Nivola? Nivola crede a tame da arte,
e pensava che tutto uno di piana godere, che non pezzi chi podia decidere di andare a un museo, una galleria, podia avere arte, ma per chi magari si è chiamato una passeggiata sul parco o sia stata all'università o andava per esempio a una scuola, no? Tanto si è stato un progetto Namur di arte pubblica e quindi andava a fare queste sculture pro queste architetture e tutti potevano quindi vedere le opere sue in questo luogo. Actually, I started as a mason. So I came from a family of artisan mason. And I started as an assistant to a painter, a local painter. And later I was sent to an art school. One of my first cries concerning painting was with my first master, was when he told me that I shouldn't copy his drawings. He told me, you shouldn't copy my drawing, you should do your own design. You do things the way you see them. Surtaba, Nicola è abbinasa questa capacità di ponere in mezzo alle comunità, i suoi progetti suoi, aumenta fatto in 1928, ante storrau a Orane, però è stata essa Itria, e ha posto in mezzo a suo lavoro in una sormanivale se il mastro di muro di Orane. Ma le scapitò a tre volte, questo vina senato, venaro? Come è successo proprio su Chimbantotto, che si è stata a aiutare per queste sculture dai mastros o parenti, amici, insomma, alla Zachere, è successo per in altre occasioni. E l'iscimus per i che avevamo dar foto. Per esempio, quando aveva fatto una facciata per un palazzo in Connecticut, in Hartford, si vede proprio che vede una specie di cantieri e si è chiamato a aiutare medissimo da altre persone. Qualche volta per i Desaizza. Per esempio si è stato a aiutare per i Desaizza quando avevano spostato su basso rilievo che aveva stato preso un negozio Olivetti e l'avevano posto in Harvard, in Uveste Galucomo. Vata foto in Uveste, per esempio, si è chiamato a aiutare per i Desamuzzere. Insomma, la gradava proprio questa arte condivisa, ecco. Io sono convinto che mi sono servite più le esperienze prima della scuola che non le esperienze nella scuola stessa, cioè quella di aver lavorato con i genitori, con i fratelli da muratore. Siamo sempre sul Museo di Vola e siamo il Luca Chiri, archeologo, il scrittore e oggi il direttore appunto del suo museo di Vola. Luca, anta ontau pro s'arte di Nivola, su hai travallato omente manivale in suo babbo? Penso che sia di stato uno degli elementi formativi più importanti e poi delle arti sue. Contate che isso ha cominciato il primo mestiere, si stava proprio manivale mastrimuro che suo babbo. E grazie proprio a questa esperienza, io dopo tempo, dopo che ovviamente ha abbandonato la Sardegna, ha abbandonato l'Italia, che ha perseguitato i fascisti, eccetera, è arrivata agli Stati Uniti. E in cui che ha un incontro fondamentale della vita sua, che è con l'architetto Le Corbusier, in cui comincia a esplorare questa tecnica di scultura. E l'esperienza formativa di essere stato manivale, comunque dare imparato a fare su mastrimuro, l'ha dato inventare una tecnica scultorea che scusa di su sandcast, che banalmente alla contare casi pare per una cosa meda semplice, che deriva da proprio di questa esperienza a suo tempo, scandachiana su stombino, scandachiana qualsiasi elemento, un amore di costruzione di cemento, la chiana commenta che è un modello, che è un negativo, che è un stampo, ok, di arena, dopodiché collavano questa materia, l'estrapolavano e l'elemento è dato. Isso, questa stessa tecnica l'ha adottata e l'ha applicata a questa scultura. E distingo che quindi questa esperienza è stata per una cosa fortuna sua.
a numerare Le Corbusier, ante sti stau importante, poi sono con Torvena, entrava là, mi pare, a più studio Paris, per Palizzo San, Norvina, hanno collaborato, e anta ontau proprio univola, questa collaborazione. Stau innanzitutto un incontro umano. Noi gli schimus commenti un connottoso, questa sta una questione proprio di essere incontrato in un spazio, i ueni, i unicos praticamente immigrati. E su Matteo se lo contano avviano proprio in cara questa tristura di essere comunque lontani da casa. Quindi quando sono connottoso hanno più questa simpatia istantanea. E Nivola, diretto l'invitato musua, si incrasa, si un video, ma noi manco poi passando a un sviluppo artistico, Nivola, forse questo momento non l'ha manco compreso bene chi è di Le Corbusier, però hanno cominciato a si conoscere, si incrasa come ti riponendo, si sono incontrati, si sono convidati, come si accade, e che Le Corbusier abbido qualche cosa di Nivola che rende un museo sparghinao. In cui ne vuole gallo un amo pittore, non vi gallo arrivare a scultura. E Le Corbusier cominciava a dare qualche commento, qualche detto, da cosa nasce cosa, hanno cominciato a collaborare. E hanno collaborato poi intensamente, cioè finché quando comunque Le Corbusier sta in vita, sono sempre inteso, si sta una sorta di maestro, se chiediamo. Ed è proprio grazie a Le Corbusier che poi ne vuole sviluppare questa tecnica che vi ho raccontato prima di Sandcast. Assurda, e ti rappresenta questa vita di Orane Nivola e ti rappresenta Galoia? Inizialmente, come spesso accade, Nivola non vesti stato diretto percepito come mastro della gente Orane. Normale che sia gasi, noi siamo una gruppa della gente. Io stavo poi una persona meda egocentrica, nel senso buono della paragola, eccentrica, bizzarra, comunque quando girava da passare su Chimbantotto, che comunque accade questo graffito, a Cesare Zaitria. È normale che da gente della vita aspettava da magari tematica, artistica, un po' più attinente a religione, a iconografia ecclesiastica. Che su comunque ha questo graffito abbastanza contemporaneo, questo che da Kende con tematica quasi cubista, e quindi la gente non l'ha compreso. E su tempo ho penso che soprattutto grazie a sul trabalho per il museo, comunque sono 30 anni che questo museo esiste, ha trabagliato medissimo e quindi va con un perimetro generazione. Da diretto sul museo ha trabagliato questo spizzino, questo creare che lo spizzino della prima ora che avevano 3 battus che vanno, oggi hanno 33, 30 battus che vanno, come comprendere che è Nivola, magari ma noi il nostro, babbo nostro, lo comprendiamo un pacco, ma è normale, come conta a me. Luca, su Comune di Orane volete battire a frutto a su progetto da Grusto Pergola Village, ovviamente viene motivo. E a che punto siete? Questo è un progetto, questa è una sorta di spina nel fianco, si crede. Pensate che Nivola, po' me da anni, tutte le volte che sono vari sindaci, amministrazioni si sono alternate sul comune, cada volta che li mandavano a Nivola, poi tenevano anche scrivere cosa per la vita e si presentava su Pergola Village. E l'ha dato per me da volta, speri quando io sei da Kende su Tribaglio in Cagliari, su Palazzo della Regione, io ho collocato statuhe, in andavo per il tanto che abbiamo cominciato a comprendere, cavolo, questa regione, che non è insomma che cosa per per in vita, e in cui pure ha presentato sul progetto di Pergola Village. Oggi, dopo circa 70 anni, si esponente a compimento questo progetto. Poi come sta in una fase sperimentale, sta individuando un nucleo della vita in una piazza e sta proprio atto sul primo progetto. Questo è un progetto ovviamente pilota, è meda semplice se passare, la semplicità di sua però è meda poetico. È una sorta di intervento che richiede però la collaborazione di tutta la vita. Consiste in buona parte di tunicare tutto il d'amore del bianco, della unire con una sorta di pittura azzurra, questo è un po' un riferimento per la relazione epistolare che serve a chiamare Alai, e tutto lo cammino di Orane dipende cultato dalla spirtica della vita, che poi è una cosa che noi vediamo
normale, non recamus como magari sal cicla di isolotto, la zagris, esiste galo, è una tecnica normale e naturale de umbrare in istiu e in ivernu s'urganza sozza e filtrare la luce. Però per in questo intervento ni vuole abbia pensato una cosa, de lasciare un spazio aperto, quindi l'unico spazio di incontro, banalmente una gorà, una piazza, che per i noi scomodo pare di un concetto quasi scontato e da che non una piazza. No, io sapevo già compreso che io vi stavo a dire in New York, piazza non si da chi ad ormai, non mi aveva il luogo di incontro come lo intendiamo noi. E in questa piazza, ecco, tornando su conte prima sul fatto di Manivale, l'unico monumento che deve essere collocato è un monumento su Mastri Muro. Quindi un elemento ideale, non è una persona, una persona veramente esistia, ma è un mestiere che a cui su di piameda. E lui queria proprio rappresentare un monumento enorme che deve essere alto circa 8 metri e noi siamo su un modellino in collezione permanente. Quindi un'idea di comunità, di prendere questa comunità in qualche modo, ma di chi intrabina l'idea di comunitarismo di Adriano Olivetti? Hai travallato per Olivetti? Isso tutto su che ha pensato, diciamo che l'esito di tutte le esperienze previe. Contate che questo pizzino, a volte quando si pensa da sarta, artista, magari per una forzatura tendiamo all'accostare a suo viaggio, a sua vita, sempre in movimento, dinamica. Poi ne vuole stare casi, questo pizzino comunque del minore, e si stava strappando da sua vita da un altro mastro artistico dell'Italia, di Orane, che lo picca cunisse a Sassari. Conto in estrema sintesi, lo picca a Sassari, tanto finché una borsa di studio, andava a studiare a Sisia, tempo una scuola insomma importanza, Bauhaus italiana, in cui si diploma, comincia a treballare come direttore artistico di Olivetti, in cui comincia a si formare. È ovvio che questa persona comincia a comprendere das cose che ovviamente una piccola vita come poteva essere nel nostro tempo non podia dare. De cui da più episodi della vita che l'hanno battuto a uscire, che è antifascista, siamo zero ebreario tu Guggenheim, Ugidi, si torna ad inventare, si torna comunque a creare, inventa, torna tutto questo, la battuto e su era una forte sensibilità verso l'arte de comunità, verso un'arte positiva, diamo un'arte, a un'arte che serve a dare somine a stare in mezzo. Quindi per il progetto per quella village entra in questa dinamica, è quasi un progetto di protezione della comunità, è inteso come un progetto che crede quasi includere e proteggere lo schistana da tutte le dinamiche esterne che possono arrivare e in qual modo creare conflitti. La dea madre è una di quelle cose che ha rappresentato. Aumente mai, ti senti tu da provisso la dea madre? La madre è un elemento ricorrente dai anni schimbante in poi Sarte Nivola. Abbiamo che dagli ultimi anni della vita sua, dagli anni '80, è preso unico elemento della poetica artistica di Nivola. E fondamentalmente, se uno pensa da Nivola, la prima immagine che gli viene è proprio l'opera solenne, la grande madre, in cui vediamo Nivola. Pa così che bordi prima del suo grafico, eccetera. Noi scriviamo che Nivola, negli anni 50, ad un incarico che venne in Sardegna, a Torrada, per documentare la campagna antimalarica, in cui, per caso, comunque si reca sui scapoli dei barumini, conosce a Lilliu, comincia a intessere una relazione con Lilliu, andiamo a Parisi sul Museo Archeologico del Cagliari e disse comincia a riscoprire e a venire a conoscenza per la dinamica della preistoria della Sardegna, di scoperta. A Barra talmente affascinato che comunque la Sardegna, la preistoria, la tematica della preistoria della Sardegna è quasi sempre l'arte di Nivola, in qualche modo veste. E la figura della madre è l'immagine più evidente del suo riferimento a preistoria della Sardegna, ma è sempre una tematica che riporta la preistoria come la tematica della scanaletta che insabba, la rappresentazione per i palese della bronzistica,
sono tutti elementi che lo formano e che anche nella base dell'arte sua. Già da madre è poi immagine iconica della positività dell'arte che si intende. E quindi sulle hai scherta come immagine prediletta e che è talmente meglio che poi questa barra come l'unica immagine che noi in genere incontriamo dell'arte sua. Lu sti narrando a un museo nasce di 30 anni a Omo. Antas opere salde di Nivola su museo. Nel museo ha questa collezione pubblica più importante, ovviamente l'opera di Nivola. È una fondazione che è nata proprio grazie alla donazione da parte della famiglia di circa 200 opere di Nivola. Noi di queste opere buona parte le abbiamo esposte o comunque le abbiamo disponibili per poi creare mostre e una parte ovviamente le abbiamo in custodia e su deposito che puntualmente restauriamo e puntualmente ciclicamente esponiamo questa collezione permanente. Questo è il nucleo importante del museo. Poi a questo c'è tutta una serie di altre opere che noi acquisiamo che andano al di là delle opere di Nivola sul museo, che per mostra d'arte contemporanea, che sono al di là delle opere di Nivola stesse. Va a tenere una cosa importantissima: il museo ha 30 anni, il museo ha un staff stabile, siamo stati assunti a tempo indeterminato, quindi che non è un'azienda sana, proprio fondamenta invidiabile della realtà, ma soprattutto da tutta una serie di indotti locali, di tribaglios che comunque ha che sì questa struttura azzude per il suo benessere non solo morale ma per il materiale di una vita come può essere Orania e di suo territorio della vita accanto. Pensate che canonizzare come usare mostre estemporanee tutto il mastro dell'inna, il mastro dero che tribagliano sono comunque di Orania e del suo territorio. Gli artigiani che esponiamo e che vendiamo su bookshop sono di Orania e comunque del suo territorio. Chi si occupa del suo giardino sono di Orania, chi si occupa della sua contabilità sono di Orania. Questo è un modo di creare non per bellezza, ma per una concreta realtà economica solida. Grazie a suo museo, quanto sta aumentando il turismo in Orania? Non possiamo narrare quanto è aumentato, però possiamo narrare che vi traballiamo. Vi traballiamo cercando di avere in modo che la gente venga non per il museo, ma per Orania, che vi sia insomma un tornaconto per la vita, per le attività. Infatti sì, noi per esempio cada 3 mesi possiamo narrare abbiamo per una mostra temporanea come che vescomo, in modo proprio che la gente possa ritornare, che non venga a avere pezzi sul museo, che sa collezione permanente di Nivola, ma torrete per provare a terra mostra dedicata a altri artisti, architetti, insomma in base a quell'occasione. Organizziamo eventi, passeggiate per che conosca sul territorio, in modo che sempre più persone che hanno per interesse diverso possano venire a noi a Orania. E quindi torniamo a temporanea sul museo, però questa mostra è dedicata. Chi veste come, è questa. In vediamo come è una mostra temporanea, ed è temporanea che comunque però sempre dedicata a Nivola. In questo caso è dedicata a Nivola, e si influenza dalla preistoria sarda, dall'archeologia sarda e su preso tribaio suo. Però di solito abbiamo altri artisti, architetti, come abbiamo a inaugurare come questi stili per sono tutti artisti stranzi, ecco. Un'altra cosa, e magari
su allegare in lingua sarda de Nivola e de arte, proprio questo è una novità. Altre volte si esatto visitas in Saghia in no e la si esatta in lingua sarda, o mente mai. Ecco, noi in Orane, come in medar vidas di questa zona, su sardu viene questionato sempre, da quando siamo naschios. E pro Nivola Mattessi abbiamo di importanza su sardu, tant'è che per isse lo questionavata, va a per qualche quadro, qualche opera sua e non ponia a per i paragolas in sardu e lo usava per isse, ecco, in questo modo. Io del fascismo ho sempre avuto un'allergia istintiva e non ho fatto resistenza, ho disobbedito ancora di più. La disobbedienza è una delle nostre caratteristiche, più di quella rivoluzionaria o tipo di ribellione. Nivola a Sagabbu dei anni 60 del secolo olau ha posto usarte vinas a politica in maniera, no? Pro un'ariere iudu a favore dei sordovanos iunini contra la guerra del Vietnam o a favore vinas dei sorgolesos i garravano contro il Stato italiano e voleva dare una base militare in Pratobello. Questo mi pare in arameda de uomini Nivola, della sensibilità. Cioè, forse si l'usti narrande forse vinas tu prima, io pensavo forse si sarti podia bisonzare a mezzorare sul mondo in qualche maniera. Guarda, sicuramente questo come pensiero alla base, ma è un pensiero che soprattutto si sviluppa di più a dinamica della vita sua. Il giovane antifascista viene perseguitato, si chiede pedugire. Prima dai Milano e poi dai Branza pure. Poi da Branza. Tutta questa dinamica formano uomini. Noi al tempo già che abbiamo usato una mostra che abbiamo esposto in relazione Chicago 68 qui in Pratobello, qui in Orgosolo, quindi in questi spazi è possibile avere parte praticamente del RAIF di Chicago e parte comunque del movimento di Pratobello. E il bello come in Nivola è presente in tutti e due, cioè presente in Chicago e presente in Orgosolo. In cui vi è un uomine che non si è mai piegato a autoritarismo, namusu, becero, e in questo si è sempre dichiarato un uomo libero e in parte sua questo l'ha sempre posto in gioco. Non pensi che ma per questa paragola, per essere scritto suo, eso l'ha sempre dichiarato, è sempre schierato, non è stato mai pronto a questa faccenda. Gallo Como, questa grafica che aveva pubblicato proprio in occasione del Pratobello, questa isola, io avevo visto il popolo sardo, con Zai su centro isola, quasi confinato, e tutto in Ghiriu, sul confine della Sardegna, c'è iscritta a venduto da vendere e così via. È il regalo attuale, banalmente, e purtroppo è il regalo attuale. Quindi, in questo a noi quotidianamente non usiamo per riflettere. E Gallo Como usiamo, è il movimento, spesso usano la arte Nivola come immagine può portare avanti una causa, e quindi sì. Nivola è idi ed è regalo presente nonostante non sia gallo con noi, insomma.